un'importante attività di polizia giudiziaria da parte della polizia stradale. Sì, è un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Trieste sul traffico internazionale di rifiuti. È un'attività che è iniziata nel 2019 tramite un intervento del personale della sottosezione di Amaro, che ha notato un movimento sospetto di furgoni che trasportavano pneumatici vecchi e ha dato inizio a un'attività di indagine che poi naturalmente si è molto espansa e che ha portato in queste ore all'esecuzione di decreti di perquisizione e sequestro da parte del dottor Frezza della distrettuale di Trieste, sostituto procuratore distrettuale di Trieste, per la chiusura di questi 2 siti di stoccaggio di imponenti quantitativi di pneumatici da buttare, pneumatici vecchi non riutilizzabili, e che costituiscono naturalmente rifiuti e che invece di essere smaltiti secondo le procedure previste dalla legge italiana venivano caricati su questi container a Udine, in questi 2 siti, presso questi 2 siti di stoccaggio, uno proprio vicino alla città in via Emilia a Udine e un altro a Pradamano in via Cussignacco, di fronte a un noto centro commerciale alle porte della città. E in questi siti venivano stoccati enormi quantitativi di pneumatici che poi venivano caricati su container che raggiungevano con dei mezzi pesanti attraverso il trasporto intermodale, raggiungevano i porti di Genova, Gioia Tauro e Trieste e qui partivano su navi cargo verso l'Africa, dove vengono riutilizzati insomma, in maniera molto lontana rispetto alle procedure di gestione del rifiuto che avvengono in Italia. Ci sono stati dei deferimenti? 23 le persone indagate al momento, di varie etnie, ma tutti residenti a Udine tranne 2, e quindi cittadini insomma, assolutamente integrati nel tessuto sociale cittadino. E c'è stato anche un arresto in flagranza di reato perché durante le perquisizioni uno degli indagati è stato sorpreso mentre caricava un container che era appena arrivato proprio per poi raggiungere un porto africano. Un'attività che ha visto il suo avvio, diciamo in base a una segnalazione. Come è scattata l'inchiesta? Da parte della Polizia Stradale sul trasporto merci e rifiuti, perché i pneumatici devono viaggiare con un formulario rifiuti secondo la normativa prevista, e il controllo sul trasporto rifiuti e sul trasporto merci, soprattutto internazionale, sono i temi tradizionali proprio della Polizia Stradale, quindi in materia di specifica competenza, come il trasporto intermodale, che è quello che prevede il trasporto su gomma fino a un porto del container che poi parte che viaggia poi su una nave cargo. Anche questi sono gli argomenti e le materie tipiche della specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato. I 2 siti sono stati posti sotto sequestro? Sì, sono sotto sequestro e all'interno sono state sigillate su ordine della Procura distrettuale tutti i materiali considerati rifiuti. I pneumatici quando vengono deformati oltre una certa misura diventano rifiuti perché non sono più riutilizzabili. In questo caso l'organizzazione, per guadagnare spazio, quindi per abbattere i costi di trasporto, all'interno di un pneumatico, come si può vedere anche dalle immagini, riuscivano a mettere anche 5 altri pneumatici piegati opportunamente. Questo naturalmente li rende inservibili e ne rende impossibile il riutilizzo come pneumatico, quindi non possono essere considerati pneumatici usati e diventano rifiuti e devono essere smaltiti secondo la normativa nazionale. Un traffico che cosa poteva portare come guadagno illecito? Su che ordine? Beh, è sicuramente ingente perché il costo di gestione di pneumatici e lo smaltimento dei pneumatici in Italia ha un costo minimo per i pneumatici di piccola dimensione di 5 euro, che ovviamente aumenta esponenzialmente per i pneumatici di grandi dimensioni, quelli ad esempio dei mezzi pesanti. Se ragioniamo che qui approssimativamente abbiamo sequestrato nell'ordine dei 25-30 mila pneumatici, insomma si può immaginare il giro d'affari che può esserci dietro. Un'ultima domanda, se possiamo dare qualche indicazione in più rispetto alla persona poi arrestata in flagranza. È un cittadino di origine camerunense che è residente a Udine e da molti anni vive qui e insomma perfettamente integrato nel tessuto sociale, una persona normalissima insomma, per noi.